Mi sono spaventata, pensavo che mi avesse buttato giù a casa. Noi non eravamo qui al bar, però l'allarme è scattato alle ore 2:57 del mattino. Il botto alle 2:57 di notte ha svegliato i residenti di Borgoricco. Ad esplodere lo sportello bancomat della banca di credito cooperativo dell'Alta Padovana in via Desman. I malviventi, usando polvere pirica, hanno fatto saltare in aria la cassa automatica per poi arraffare il denaro che era all'interno e far perdere velocemente le proprie tracce. Sul posto, immediato l'intervento dei carabinieri. Il bottino è ancora in corso di quantificazione. Non è la prima volta che questa filiale viene colpita dai malviventi. Già 5 anni fa era stato assaltato il bancomat con modalità molto simili a quelle di ieri sera. Sul posto anche l'unità degli artificieri dell'arma per bonificare l'area. I danni sono stati limitati allo sportello automatico e alla stanza adiacente. Quello che resta però è la paura. È molto preoccupante, sì, siamo preoccupate.